Al via da stasera la prima disinfestazione del centro urbano e dei quartieri periferici della città di Favara. A predisporre il calendario l'Ufficio della Salute Pubblica del Comune di Favara. Stasera alle ore 23 sino alle ore 5 di domani mattina le aree interessate dalla disinfestazione sono via Regione Siciliana, Capitano Callea, viale Petronenni e via Carlo Alberto dalla Chiesa. Nella notte tra martedì e mercoledì sarà il turno delle vie Regione Siciliana, Capitano Callea, via Agrigento, via Compagna, via Caporale Mazza e Contrada Portella. Dalle ore 23 di mercoledì 12 luglio e sino alle ore 5 del mattino di giovedì 13 luglio, le vie interessate sono Carlo Alberto dalla Chiesa, viale Petronenni, via Ugo Foscolo, Sant'Angelo, Pio La Torre, viale Berlinguer e Traverse. E ancora, nella notte tra giovedì e venerdì, le vie interessate dalla disinfestazione sono Contrada Portella, via Caporale Mazza, Compagna, Agrigento, Ugo Foscolo, piazza Libertà, via Umberto, piazza Capitano Vaccaro, via Mendola, incrocio viale Progresso e via Empedocle. Il penultimo ciclo di disinfestazione, ovvero nella notte tra venerdì e sabato, interesserà Contrada Burgilamone, viale Che Guevara, viale Aldomoro, corso Vittorio Veneto, via Sant'Angelo e via Pio La Torre. Infine, nella notte tra sabato 15 luglio e domenica 16 luglio, le vie interessate dalle attività di disinfestazione sono viale Che Guevara, viale Aldomoro, corso Vittorio Veneto, piazza Libertà, via Umberto, piazza Capitano Vaccaro e viale Progresso. Pertanto, i cittadini, nelle notti di tale periodo, non dovranno lasciare nei balconi e negli spazi aperti nessun prodotto commestibile, biancheria stesa o animali. Inoltre, dovranno tenere ben chiuse tutte le aperture delle abitazioni. Il calendario completo è pubblicato sul nostro portale web siciliatv.org.